Ancora una puntata sull'economia digitale, sulla banda larga che verrà completata in Veneto, prima regione italiana, entro l'anno prossimo, entro il 2014. In studio, assieme al amministratore delegato di Infracom Italia, Pierpaolo Cristoforo, eccolo qui, abbiamo questa volta anche Giampaolo Stoppazzolo, che è il dirigente delle tecnologie informative sanitarie dell'ULSS 6. Abbiamo parlato nella precedente puntata delle ricadute per il mondo produttivo, in particolare per il mondo produttivo del nostro Veneto, ma ci sono importanti ricadute anche per ciò che riguarda il servizio sanitario nella nostra regione. Giusto, Stoppazzolo? In particolare questo progetto di teleconsulto strutturato interospedaliero. Ecco, cosa comporta, come è nato, cominci a raccontarci. Bene, grazie intanto. Il progetto ha una sua anzianità, nasce da un'idea quando ero ancora direttore sanitario ad Arzignano nel 2003, quando ancora non si parlava di banda larga, di reti, di cloud e gli strumenti erano diversi. Veniva allora comunque molto in maniera lungimirante finanziato da Fondazione Cari Verona, con ben 6 milioni di euro che permettevano di fatto alle 4 aziende ULSS della provincia di ottenere un livello di digitalizzazione che fosse omogeneo. Questa era la base per partire poi col teleconsulto. Facemmo un grosso lavoro anche con i produttori di tecnologie perché era una modalità che ancora allora non era conosciuta, utilizzata in maniera diciamo tecnica, e poi ci fu un'aggiudicazione nel 2007 e partimmo nel 2008. Declinato in varie modalità. Decidemmo di fare una piattaforma polispecialistica e la prima che è partita, come è partita storicamente in Italia e anche nel Veneto, è stato il teleconsulto neurochirurgico. Cosa succedeva prima, cosa succede adesso? Prima facciamo l'esempio della provincia di Vicenza, trauma cranico ad Asiago, con emorragia cerebrale, il 90% dei casi il paziente veniva afferito all'unica neurochirurgia che c'è in provincia di Vicenza, quindi con i tempi, i costi del trasporto e il ricovero che non sempre era appropriato. Ora invece si riesce, attraverso la modalità del teleconsulto, il medico del pronto soccorso di Asiago contatta il neurochirurgo di Vicenza anche in televideoconferenza, condivide l'immagine radiologica, che di solito è un attacco, un dataset clinico che viene compilato, e poi ci sono tutti i crismi della sanità elettronica, quindi la firma digitale in richiesta, la firma digitale in risposta, la tracciabilità, cioè la marca temporale. Io che sono amministratore del sistema riesco a capire a che ora chi ha chiamato, chi ha risposto, in che tempi ha risposto. Immediatamente vediamo tempi di risposta di 20 minuti, quindi in pochi minuti si riesce a fare insieme col collega lontano 50 km un assessment clinico, si decide la trasferibilità del paziente e in questo modo abbiamo visto già più di 2.400 teleconsulti fatti, una delle più grosse casistiche europee. Siamo a circa 850 della provincia di Vicenza teleconsulti all'anno. Ecco, scusi, ma quindi si accelerano anche i tempi di intervento medico, insomma. Si accelerano i tempi, soprattutto si rendono appropriati. Qual è l'esempio? Solo il 25% dei pazienti che ha o un trauma cranico o un'emorragia cerebrale viene afferito alla neurochirurgia, mentre prima i pazienti andavano tutti. O addirittura cosa si faceva? Si faceva la TAC. Si prendeva il CD e si portava il CD in ambulanza, quindi una cosa veramente assurda. Adesso, una volta decisa la trasferibilità, o il paziente viene trasferito oppure rimane in sede. Poi si rifà eventualmente dopo un numero di ore congruo il teleconsulto per vedere le condizioni cliniche. Cosa costa un trasporto? Un trasporto medicalizzato con anestesista, infermiere e autista costa circa 800 euro. Quindi si risparmia. Allora, noi abbiamo fatto i conti che... Viene effettuato quando è necessario. Solo quando è necessario, non solo, ma Vicenza ha circa 500 ricoveri meno inappropriati, perché la neurochirurgia di Vicenza deve lavorare solo, considerando anche le risorse che sono comunque contenute, in appropriatezza. Lei pensi che un ricovero in neurochirurgia costa 500 euro al giorno, quindi come un hotel a 5 stelle. Moltiplicando le giornate di ricovero evitate, arriviamo ad un risparmio di 3 milioni e mezzo solo col teleconsulto neurochirurgico su provincia di Vicenza. Bene, dopo approfondiamo anche altri aspetti per ciò che riguarda appunto la ricaduta positiva in ambito sanitario. Cristoforo, vorrei cominciare con lei. Banda larga, ma quanto larga? No? Perché molti si lamentano, almeno al momento attuale, in alcune zone di una certa lentezza, no, del sistema. Scusi, dicevamo nella puntata precedente, più è larga e meglio è, nel senso che la verità è che
poi c'è sempre un utilizzo per la banda larga, un po' perché le applicazioni diventano sempre più sofisticate, un po' perché gli utenti diventano più sofisticati. Quindi diciamo le due categorie, sia nel mondo della cosiddetta telefonia fissa piuttosto che anche nel mondo della telefonia mobile, quindi per tecnologie radio, vuol dire andare a un minimo di 20 megabit fino ai 100 megabit che sarà quello che viene richiesto oggi. C'è da dire che, banda larga non ha senso se poi non ci si montano sopra le applicazioni di cui stavamo parlando un attimo fa, cioè non ha senso avere 100 megabit se poi non so cosa faccio. Diciamo, l'esempio del teleconsulto secondo me è un esempio dove mettere insieme equipaggiamenti super specializzati per fare rilevazione, diciamo così, capacità di integrazione per mettere insieme sistemi, telecomunicazioni e applicativi, capacità di gestione della privacy, capacità di gestione del dato e modello, diciamo così, di utilizzo, trasforma vari pezzi di tecnologia ben integrati in un servizio che, a parte generare quei risparmi, genera nei confronti dei cittadini una diversa fiducia, un diverso livello di sicurezza e certamente molto più propensione, diciamo, all'utilizzo di questi servizi. Immagino, Spazzolo, che evidentemente bisogna che il sistema informatico sia omogeneo, che tutto funzioni, perché faccio un esempio che ho visto personalmente un po' di tempo fa. Mio figlio, residente a Verona, lo porto a fare una visita a Padova, non riuscivano a vedere il numero della sua tessera sanitaria, perché le ULSS di Padova avevano un sistema informatico diverso da quello di Verona, quindi bisogna anche passare attraverso l'omogenizzazione dei sistemi. Ho detto una cosa giusta. In effetti anche, diciamo, il Veneto sta approcciando, devo dire in maniera corretta, questo problema attraverso il fascicolo sanitario elettronico che è in fase di implementazione in tutte le aziende della regione. Questo permetterà una condivisibilità e portabilità del dato, quindi indipendentemente dal lusso di residenza si potranno vedere i dati. E poi, come diceva anche l'amministratore delegato di Infracom, elemento fondamentale è il sistema informativo, una rete che regga. Le faccio un esempio, adesso noi partiremo anche col teleconsulto della telepatologia, cioè tutti i vetrini, ad esempio di una mammella, di un tumore della mammella, stiamo lavorando su quello, che adesso si vedono ad occhio, verranno digitalizzati. Abbiamo degli strumenti di ultima generazione di digitalizzazione, quindi il vetrino potrà essere conservato, confrontato e trasferito. Questo cambia radicalmente tutta la diagnostica in anatomia patologica, rendendola più sicura, rendendola più appropriata, però un vetrino pesa 500 megabyte. E quindi per la trasmissione ha bisogno di una banda adeguata. Senta, prego. No, costa 500 megabyte, deve poter essere registrato in un server sicuro, in un accesso sicuro, se succede qualche cosa ci devono essere i necessari backup, quindi è tutta l'infrastruttura poi al servizio della domanda fondamentalmente. Comunque questo praticamente riguarda l'ottimizzazione di tutta la diagnostica. Sì, allora di fatto nel momento in cui si parla di strutturato, lei giustamente è uno dei pochi che ha usato il termine giusto, no? Nel senso che strutturato significa che c'è una tracciabilità, una marchia temporale, un'archiviazione legale e sostitutiva, nel senso che noi possiamo fare a meno della carta. Quindi anche dal punto di vista medico-legale è un sistema che è inattaccabile. Quindi ci vuole, fra virgolette, una certificazione della struttura e quindi tutta la diagnostica che sia la radiologia, l'anatomia patologica, il laboratorio e la cardiologia, ad esempio, in provincia di Vicenza è digitalizzata. Anche nelle altre province questo percorso sta per essere fatto. Cosa significa? Che poi un puntatore va a vedere il nominativo sull'anagrafe, recupera l'esame, lo mette a disposizione dello specialista che può condividerlo per una second opinion con un altro specialista, accelerando notevolmente i tempi di diagnosi. Quindi una diagnosi, fare un consulto, insomma, esatto, certo. Diagnosi più rapida, più appropriata, e quindi io dico sempre il motto: muoviamo i dati, non muoviamo i pazienti, per permettere anche ai pazienti che logisticamente stanno in aree disagiate di avere comunque il miglior servizio diagnostico possibile. Cristoforo, Infracom è diffusa in tutta Italia, no? Ma guardando in particolare adesso al nostro Veneto, vedevo da questa statistica che il numero dei vostri clienti è molto più elevato a Verona e a Vicenza che nelle altre province venete. E questo cosa comporta? Ma dunque, intanto è mai sufficientemente elevato, nel senso che, diciamo, se c'è un programma che noi abbiamo impostato nell'ultimo anno, cioè da quando io sono in questa società, è
concentrare, focalizzare la nostra società, quindi Infracom, soprattutto su questo territorio. Nel passato secondo me abbiamo capitalizzato sul territorio da cui veniamo, ma non abbastanza. Il progetto che abbiamo fatto con il dottor Stopazzolo è forse in questo momento uno dei pochi che noi facciamo nei confronti dell'amministrazione pubblica. Recentemente ci siamo mossi sulla provincia di Treviso, dove abbiamo vinto una gara per un sistema di videosorveglianza e di riconoscimento targhe. Quindi l'idea nostra del prossimo anno, del prossimo ciclo di 3 anni è certamente andare a definire il Triveneto come la nostra area, o il Veneto in particolare, come la nostra area assolutamente core. Quindi per noi vuol dire tutte le province, non solo industria privata, che oggi è il grosso di quello che facciamo, anche pubblica amministrazione, tendenzialmente pubblica amministrazione locale, che vuol dire agenda digitale, smart e servizi come quelli che abbiamo impostato a suo tempo con il dottor Stopazzolo. Triveneto perché? Perché ha questa caratteristica di avere un sistema produttivo diffuso, di avere anche relativamente al resto del paese. Dal punto di noi serviamo tipicamente aziende, non serviamo il consumatore finale, serviamo tipicamente aziende. È la terra più ricca che noi abbiamo in Italia sotto quel profilo. Le aziende Triveneto sono le ideali per quanto ci riguarda, perché sono aziende gestite da imprenditori che hanno visione, che hanno volontà di esportazione, che hanno capacità di innovazione e, per quanto ci riguarda, quindi propensione all'utilizzo di servizi innovativi più forti. Ecco che per noi diventa il cuore del nostro business. Concludendo, Stopazzolo con il teleconsulto è un esempio, insomma, di come un investimento alla fine risulta produttivo anche per il servizio sanitario. Certamente sì, perché poi i costi di manutenzione e di gestione non sono elevatissimi e questo anche garantisce dei risparmi e preconizza una nuova realtà che anche in Veneto potrebbe essere, che omologa un consulto a distanza ad una prestazione. Nel senso, adesso se uno viene ricoverato o ha una prestazione ambulatoriale c'è o un DRG o una tariffa. Io nel caso mio abbiamo messo anche una tariffa piccola per ogni teleconsulto. Nel momento in cui la Regione Veneto riconoscerà questo, riconoscerà un tariffario, darà dignità alla prestazione e quindi ci sarà più domanda di queste prestazioni. Nel giro, secondo me, di 5 anni si arriverà alla, teleprestazione con tutte le caratteristiche tecnologiche, informatiche, cliniche, che diventerà di uso comune. Quindi insomma economia digitale e anche economia e razionalizzazione della spesa sanitaria. La ringrazio, grazie a Giampaolo Stopazzolo, lo ricordo, direttore dell'area vasta tecnologie informative sanitarie dell'ULSS 6, l'amministratore delegato di Infracom Italia Pierpaolo Cristoforo. Grazie a voi per averci seguito.